Fittante, una domanda per lei, visto che è stato chiamato in causa da più parti, insomma, l'Italia dei Valori e diciamo, questa battaglia per la legalità, ma insomma legalità e crescita economica sono così difficili da conciliare, è proprio impossibile? No, assolutamente, anzi qui il paradosso è questo, che con la legalità ci può essere più crescita e la corruzione che di fatto vincola le imprese perché chiaramente crea naturalmente non pari condizioni, cioè un'impresa che chiaramente opera nell'illegalità è avvantaggiata, per cui c'è una distorsione del mercato e questo presuppone anche delle condizioni di non crescita. Noi abbiamo la necessità oggi veramente di ribadire in modo forte e chiaro qual è l'elemento che deve fare la differenza, e cioè la questione morale, cioè la legalità, l'anticorruzione, la Visto che avete anche dei sburocratizzazione. parlamentari uscenti al Parlamento europeo, Sì. l'impegno che è stato a Bruxelles, che hanno svolto questi vostri parlamentari, quale è stato? Ma è stato su questi temi come su tanti altri, però quello che è emerso in modo evidente e chiaro è che questa Europa così com'è non funziona, questo Parlamento con queste condizioni politiche non funziona, c'è un deficit di democrazia, perché se noi consideriamo che il Parlamento attuale non è in condizioni di legiferare in termini reali, parliamo del Parlamento europeo, crediamo che questa Europa così com'è non può essere. Sì, il tema era sempre quello della legalità, comunque quello era il mio riferimento. Certamente, ma anche il tema della legalità, purtroppo un Parlamento che non può legiferare in tal senso. È chiaro che voglio dire, il primo elemento è la semplificazione, la sburocratizzazione. Purtroppo l'Europa ha dimostrato, anche essa, che paritariamente all'Italia non crea le condizioni della semplificazione, perché per combattere la corruzione c'è bisogno della semplificazione. Più ci sono norme semplici, più può essere il controllo.